presento il saor. Il saor una volta veniva usato spesso per mantenere anche il cibo, come sapete la classica sarden saor. E una curiosità di oggi sono le patate che vi faccio in saor. Qui si può fare anche la zucca, il radicchio, la gallina in saor, che forse un giorno vi farò anche questa ricetta. Adesso vado a soffriggere la cipolla. Ho tagliato le patate, così intanto prendono un po' di gusto, gli ho messo un po' di olio e un po' di sale. Nel saor ci metto un po' di zucchero, un po' di aceto, se volete una foglia di alloro, ma la lasciamo delicate così. E il tempo che si prepari la cipolla fritta, vi dico un'altra versione anche di queste patate. Si possono fare, che le faceva una volta la mia nonna, a cubetti, cucinate con un po' di lardo, un po' di sedano al forno. Guardate, sono squisite, provatele, ve le consiglio. Una volta pronta la cipolla, andiamo a metterla sopra le patate. Vi consiglio di lasciarla 2 orette, 3, che prenda un pochettino proprio il saor, e poi la potete servire accompagnata dagli affettati oppure come contorno. Ecco qua, io non ne ho messo tanta, però si può anche abbondare, fare anche dei strati, lasciarla là anche per un po' di giorni, che è ancora più buona. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.